Perché è nato nel 2019 con una norma statale che all'epoca portava la firma di Giancarlo Giorgetti, che poi abbiamo declinato a livello regionale con una legge approvata nel 2020 e che adesso decliniamo con l'operatività. Cosa prevede questa legge? Che chi produce energia idroelettrica debba regalare una percentuale dell'energia prodotta o il corrispondente in termini economici ai territori in cui viene prodotta. Quindi il 100% di questa quota prodotta a Belluno rimarrà sul territorio di Belluno. È una quantità che non c'entra nulla con i canoni idrici, perché i canoni idrici continueranno a essere incassati dalla provincia di Belluno, come è sempre successo negli ultimi anni. A questi si aggiungerà anche questa partita di parecchi milioni di euro. Per quest'anno è stato condiviso con la provincia di destinarli alle case di riposo per cercare di calmierare le rette delle case di riposo e andare incontro alle famiglie. Inoltre si è cercato di dare una risposta anche alle famiglie meno abbienti, individuando anche la possibilità di dare un ristoro a queste famiglie, visto l'incremento delle bollette. Oltre a questo è previsto anche di andare incontro alle attività commerciali danneggiate nel corso del 2022 dall'abbassamento dei laghi derivante dalla siccità.